Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tutte le notizie dal territorio, i collegamenti con i nostri inviati nelle province del Veneto e poi tutti i fatti che si riflettono sulla nostra economia, sulla politica, fatti che riguardano vicende a livello nazionale che però hanno dei contraccolpi sul Veneto. Intanto partiamo dallo scontro sulle intercettazioni. Ieri sera Focus, grandi ascolti per il ministro Nordio sotto attacco da parte delle opposizioni, ma anche all'interno del centrodestra ci sono atteggiamenti e reazioni diverse rispetto a questa arma importante contro la criminalità organizzata. Sentiamo cosa ha detto oggi Nordio alla Camera poco fa. La riforma di chi mi ha preceduto, la riforma Cartabia, era andata nella giusta direzione, perché effettivamente un arresto al quale poi consegua quasi immediatamente la liberazione, salvo questo intervallo dentro un carcere dove magari stanno espiando delle pene, è assolutamente irrazionale. È vero peraltro che questa riforma ha creato delle criticità che ormai sono note a tutti e alle quali questo governo cercherà di rimediare con un intervento chirurgico e mirato nel più breve tempo possibile. E questo era il ministro Nordio sulla riforma Cartabia, poi lo sentiremo anche sulle intercettazioni. Intanto vediamo un titolo, tanti titoli usciti sulle prime pagine dei giornali, sui giornali online. Nordio: non toccheremo reati satelliti, mafia, il Parlamento non sia supino ai pubblici ministeri. L'intervento alla Camera che ribadisce la sua idea, ossia che le trascrizioni non devono uscire sui giornali. L'opposizione, in particolare PD e Movimento 5 Stelle, sostengono che Nordio parla solo di mafia e di terrorismo, che vuole togliere le intercettazioni per altri gravi reati come la corruzione, che vuole abolire il Trojan, che è un malware che serve proprio a intercettare in particolare i mafiosi, e così è stato finalmente catturato il padrino Matteo Messina Denaro. Vediamo un intervento alla Camera sulle intercettazioni. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Per quanto riguarda le intercettazioni, ripeterò ancora una volta, ma credo ormai sia inutile dirlo, che non si è mai inteso toccare minimamente quelli che riguardano il terrorismo e quelle che riguardano la mafia e ovviamente quei reati che sono, come così dire, satelliti nei confronti di questi due fenomeni perniciosi. Proprio qualche settimana fa, nel mio amato Veneto, siano state diffuse delle intercettazioni che riguardano il governatore del Veneto e altre persone che erano assolutamente estranee alle indagini, non erano né indagate né imputate né niente, e questo dimostra il fallimento di quella riforma. E se noi non... Se noi non interverremo radicalmente, ripeto, sugli abusi, sugli errori di queste intercettazioni, noi cadremo veramente in una sorta di democrazia dimezzata. La segretezza delle informazioni è l'altra faccia della nostra libertà. Pascal diceva che se tutti sapessero quello che tutti noi diciamo degli altri, non avremmo un amico. Ed è vero. Perché la voce del sei fuggita che noi usiamo ogni giorno, magari condita di imprecazioni e, ahimè, nel mio Veneto anche di bestemmie, sono imprecazioni che quando vengono poi riferite e lette nei brogliacci della polizia danno un'impressione estremamente alterata e hanno una negatività, vorrei dire icastica, che è irrimediabile, ed è qui che bisogna intervenire. È importante quanto ha detto il ministro Nordio, facendo riferimento, avete sentito, alle intercettazioni di Luca Zaia, intercettazioni che erano state subito
date a Report su Rai 3, intercettazioni anche che riguardavano il professor Crisanti e quanto è accaduto tra il governatore e il microbiologo. Applausi, avete sentito, dell'Aula proprio rispetto alla condanna di Nordio, intercettazioni che non andavano, non dovevano essere pubblicate, ma ci sono fughe di notizie, qualcuno dice come mai ai giornali arrivano queste intercettazioni e c'è sempre qualcuno che le passa, può essere il cancelliere di un tribunale, può essere un burocrate, può essere un avvocato, può essere un magistrato, insomma arrivano comunque ai giornali in maniera così abbastanza illecita, anzi del tutto illecita. Vediamo una vicenda di cui si parlerà molto, e cioè gli arresti domiciliari concessi a Walter Onichini. Ricorderete il 13 giugno del 2013 Onichini sparò ad un ladro, un commando che entrò nella sua casa, un ladro che rimase ferito e per questo è stato condannato a più di 4 anni di carcere. Si è pentito e quindi ha ottenuto gli arresti domiciliari e non la prova in affido che gli avrebbe consentito di andare a lavorare. Ma è già qualcosa. Vediamo il servizio di Valentina Visentin e poi avremo un collegamento con Valentina Visentin e Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, che ha sempre organizzato manifestazioni a favore del macellaio. Vediamo. Respinta la richiesta di affidamento in prova per Walter Onichini, ma per l'ex macellaio di Legnaro, in carcere per aver sparato al ladro entrato in casa sua nell'estate del 2013, potrebbe aprirsi la strada della detenzione domiciliare. Il procuratore generale davanti alla sezione padovana del Tribunale del Riesame ha espresso parere negativo all'affidamento in prova richiesto dall'avvocato Ernesto De Toni che segue Onichini. Una richiesta fatta per consentire al commerciante di carni di poter tornare a casa in un regime di restrizione della libertà personale, ma con la possibilità di poter lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. La moglie infatti non sta bene e non riesce a curarsi, badare ai figli e anche lavorare. Walter Onichini, dopo un lungo processo dal settembre del 2021, è in carcere. Deve scontare 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per aver ferito il ladro albanese entrato insieme a dei complici per rubare. Onichini davanti al giudice ieri si è detto per la prima volta pentito. Non rifarei mai quello che ho fatto, ha spiegato al giudice che entro 10 giorni dovrà decidere se tramutare in arresti domiciliari il restante della pena da scontare. Nel novembre del 2021 la famiglia di Onichini, attraverso il legale Ernesto De Toni, aveva inviato al Ministero della Giustizia una lettera per chiedere la grazia per il macellaio, ma ancora non è stata data risposta. Nel frattempo il ladro albanese che Onichini aveva ferito resta latitante, nessuno sa dove sia finito. Il risultato è che Onichini è stato finora in carcere per 19 mesi e il ladro, che era rimasto ferito, è stato invece cercato inutilmente perché si trova all'estero, è uccel di bosco e quindi non potrà rispondere a sua volta dei reati che ha commesso. Poi avremo il collegamento con Valentina Visentin proprio per parlare ancora di Walter Onichini. Intanto restiamo sul versante della giustizia, un caso che sta facendo parlare moltissimo, e cioè il medico legale padovano Massimo Montisci, che è stato condannato a 2 anni per favoreggiamento. Avrebbe addomesticato una perizia riguardante un incidente in cui era stato coinvolto il direttore generale della sanità veneta all'epoca, Domenica Mantoan. L'auto guidata da un autista aveva centrato e ucciso un uomo, e quindi questa perizia voleva dimostrare che non c'era colpevolezza in questo incidente. Vediamo. Condannato solo per il favoreggiamento, assolto invece dalle accuse di truffa, falso ideologico e frode processuale. È arrivata a sentenza la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il professor Massimo Montisci, ex direttore dell'unità di medicina legale di Padova, condannato a 2 anni per favoreggiamento nell'ambito del processo sulla morte di Cesare Tiveron, 71enne padovano morto in un incidente stradale nel settembre del 2016 mentre con il suo scooter stava percorrendo via Gattamelata a Padova. L'anziano è stato centrato in pieno
pieno dalla vettura dell'ex manager della sanità veneta, Domenico Mantoan, che stava uscendo dalla sede dello IOV. Alla guida c'era il suo autista. Secondo l'autopsia eseguita dal professor Montisci, il 71enne era stato ucciso da una lesione aortica, non provocata dallo scontro con l'auto, ma un disseccamento dell'arteria provocato da un infarto. La famiglia di Tiveron si era sempre opposta a questo responso e aveva iniziato la battaglia legale, da cui una lunga vicenda giudiziaria con il medico che si è difeso sostenendo la bontà del suo operato, fino alla condanna per favoreggiamento e il pagamento di 25.000 euro a ciascuno dei familiari della vittima dell'incidente. Di nuovo in diretta con Focus TG, dovremo avere in collegamento da Legnaro Valentina Visentina. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, io mi trovo a Legnaro davanti alla macelleria gestita dalla famiglia di Walter Onicchini, il commerciante di carni che nel luglio del 2013 aveva sparato ad un ladro, è entrato nella sua abitazione insieme ad altri 3 complici, una lunga vicenda giudiziaria culminata poi con la condanna di Walter Onicchini e l'arresto avvenuto nel settembre del 2021 per tentato omicidio. Da allora, anzi in tutti questi anni, abbiamo sempre seguito la vicenda e qui con me c'è Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta e tra l'altro fondatore del gruppo che ha sostenuto in questi anni la famiglia Onicchini, tutti insieme per Walter Onicchini, perché ieri, come abbiamo raccontato nel nostro servizio, Walter Onicchini è comparso davanti al Tribunale del Riesame, a cui aveva chiesto qualche tempo fa insieme al suo avvocato di essere ammesso all'affidamento in prova, quindi una sorta di libertà vigilata, ma che gli consentiva di poter lavorare, aiutare la famiglia che in questo periodo sta vivendo un momento davvero difficile. La mamma gestisce da sola la macelleria che vedete alle mie spalle, la moglie ha dei problemi di salute, ci sono 2 ragazzini, 2 bambini che vanno a scuola e che quindi devono essere gestiti. Ieri il Tribunale del Riesame ha respinto questa istanza, aprendo però la possibilità alla strada degli arresti domiciliari, un'ipotesi che insomma è vero, per Walter è una buona soluzione poter tornare a casa, ma non è quello che volevate. No, a parte il fatto che io sono ancora incredulo sull'arresto di Walter, perché un papà di famiglia che ha difeso la sua famiglia dovrebbe essere qui con noi e a dedicarsi, come ha fatto per tanti anni, al lavoro che ha sempre fatto con grande dedizione. Poi vorrei ricordare che tra le funzioni del carcere, oltre alla pena, come ho già detto in tante altre occasioni, c'è la riabilitazione, che a Walter non serve, e c'è il fatto di tenere in carcere persone socialmente pericolose. Walter non ha bisogno di questo. Allora io non capisco e non comprendo questo accanimento del procuratore generale. Perché tanto odio nei confronti di Walter? Che cosa deve dimostrare lo Stato italiano? Che è forte con i deboli? E poi vedo persone come Spada liberate, come quel ragazzo che ha inflitto 23 coltellate, libero subito perché magari ha dei problemi psicologici. E Walter, papà di famiglia, che fino ad allora non aveva mai sfiorato nemmeno con un dito una persona, si vede in carcere per aver difeso la sua famiglia. Ma perché questo accanimento? E poi che cosa serve? Uscirà un uomo migliore quando uscirà dal carcere perché l'avete riabilitato? Non credo proprio, non credo che questa sia la soluzione, insomma. State creando delle difficoltà a una famiglia che ha sempre lavorato. Michele Favero, Walter doveva essere a casa con i suoi bimbi anche questo Natale. Mi spiace, ma io vedo un accanimento dello Stato italiano che non serve a nulla, perché Ndreca invece è libero, era in tribunale a Padova e nessuno si è preoccupato di metterci 2 manette e portarlo in carcere, sicché i ladri fuori e i cittadini onesti, papà di famiglia, lavoratori in carcere. Mi spiace, ma questo non è il mio Stato. Michele Favero, lei ha sentito Lorella, la mamma di Walter, e Sara, la moglie, insomma come sono di umore? Devo essere sincero, ho sentito Lorella molto delusa, però la speranza, come dicono, è sempre l'ultima a morire. Noi confidiamo che ci sia un po' di umanità, perché un papà di famiglia, ripeto, un lavoratore stimato da tutti, dai suoi vicini, ribadisco, averne di persone come Walter Onicchini, averne tante, merita di essere a casa tra le braccia della sua famiglia, tra gli affetti della sua famiglia e non in carcere, anche perché mi hanno raccontato delle storie di disumanità che si vivono in carcere e anche qua forse il ministro dovrebbe andare a vedere la condizione di tanti carcerati.
La speranza è anche quella della grazia. Voi avete fatto insieme alla famiglia ormai 1 anno e mezzo fa la richiesta per ottenere la grazia, ma non avete ancora ricevuto risposta. Beh, diciamo che l'ha fatta il legale di Walter, che è molto bravo, e speriamo, insomma, confidiamo anche su questo, perché noi, ripeto, io parto dal presupposto che Walter in carcere non ci doveva mai andare, non ci sarebbe mai dovuto andare. In carcere ci vanno i delinquenti, i criminali, i ladri, i rapinatori, non i papà di famiglia che hanno tentato di difendere la propria famiglia. Ha sbagliato, mi sembra che 19 mesi di carcere siano più che sufficienti. Basta adesso, lasciatelo libero, lasciatelo ritornare a lavorare, non è che deve ritornare a fare chissà che. Ieri Walter infatti si è detto pentito, ha detto tornassi indietro non rifarei mai quello che ho fatto, viste le conseguenze che sto subendo e che sta subendo la mia famiglia. Direttore, se hai qualche altra domanda per Michele Favero, altrimenti io da Legnaro restituisco la linea allo studio. Sì, volevo, tanto saluto Michele Favero, segretario di dipendenza veneta, volevo ancora sapere da lui un'opinione su questo pentimento, sul pentimento di Walter Onichini, che aveva sempre sostenuto di aver agito correttamente e certamente per difendere la sua famiglia, e anche sul fatto che i giudici hanno sostenuto che Onichini avrebbe sì, caricato... Il direttore chiede cosa ne pensa di queste ultime dichiarazioni fatte da Walter Onichini, il fatto che si è davanti al giudice si è pentito di quello che è accaduto quel 22 luglio del 2013. Ma dico che Walter non ha agito con l'intento di uccidere, questo non l'ha mai fatto, e preso dal panico e soprattutto per difendere il bambino piccolo che aveva in casa, ha agito come faremo tutti noi, insomma, vedendo un pericolo, vedendo 4 persone, attenzione, e non uno solo, e 3 non sono mai stati ritrovati perché lo Stato di questo non si occupa. Io avrei agito come Walter probabilmente, perché nel pericolo, non sapendo cosa potrebbe accadere, ricordiamo, ripeto, a tutti i fatti di Gorgo al Monticano, non possiamo aspettare che i ladri entrino in casa, che ci massacrino come è accaduto tante volte prima di reagire. Allora, le leggi non sono sufficienti, le forze dell'ordine, vediamo, purtroppo sono ridotte, nel senso che sono ridotte nel numero di quelli che dovrebbero essere a sorvegliare il territorio, poi li vediamo fare la scorta magari a qualche politico o qualche ex Presidente della Repubblica. Allora, o lo Stato cambia le regole e soprattutto si interessa della sicurezza dei cittadini, o vedremo sempre più con queste sentenze fornire, anziché un deterrente, un vantaggio ai criminali. E ripeto, vergognosamente Ndreka è ancora libero, Walter Onichini è in carcere. Vergogna dello Stato italiano. Nelson Ndreka è appunto il ladro ferito da Walter Onichini, che è scappato in Albania, è latitante dal 2013 e proprio a marzo dovrebbe invece comparire davanti al giudice per l'ennesimo processo a suo carico per falsa testimonianza. Allora da Legnaro è tutto, direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie per completezza di informazione. Ricordiamo che i magistrati hanno sostenuto che Onichini, dopo aver ferito il ladro, lo avrebbe caricato in macchina, abbandonandolo poi in un prato, considerandolo morto. Dopodiché non c'era stata una chiamata per soccorrere il ladro, ma era stato visto da un passante che aveva chiamato un'ambulanza. Quindi questo è un punto comunque centrale del processo che è stato celebrato contro Walter Onichini. Ancora incidenti purtroppo nelle nostre province, in questo caso Montecchio Maggiore, è uscito di strada all'alba ed è finito nel fosso con un furgone ed è morto questo autista. Vediamo. Tragedia in strada stamane verso le 4:30 lungo la regionale 11 in Viale Milano, nelle vicinanze della rotatoria del Cavallo a Montecchio Maggiore. L'uscita di strada per l'uomo 64enne residente in provincia. Gli elementi raccolti farebbero pensare ad un probabile malore mentre era alla guida del furgone, che avrebbe perso il controllo finendo la sua corsa fuori strada, andando ad impattare nel fossato. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza il furgone
situazione e, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Sul posto i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. E vedete che continuano questi incidenti con dei mezzi che finiscono così nei fossi, nei fossati, nei canali. Purtroppo tante persone muoiono annegate in queste circostanze. Ci si chiede come si possa avere chilometri, migliaia di chilometri di strade adiacenti a questi corsi d'acqua senza che si provveda a mettere dei guardrail che purtroppo in casi di alta velocità non servono, perché abbiamo visto l'altro giorno un'auto finire in un canale dopo aver scavalcato un guardrail per l'altissima velocità. La 4 è senza pace, ieri sera la perdita di acido cloridrico da un tir che ha costretto alla chiusura di un tratto autostradale. Vediamo un servizio di Nicola Zanetti. Ci sono volute oltre 4 ore per chiudere l'emergenza, 4 ore nelle quali il traffico è andato in tilt vista la chiusura del tratto di A4 all'altezza di Cessalto in direzione Venezia. Bisognava consentire ai tecnici dei vigili del fuoco di terminare il travaso di acido cloridrico dall'autocisterna che alle 18 aveva cominciato a perdere sulla carreggiata il pericoloso carico della sostanza tossica e corrosiva che può provocare gravi danni se inalata dall'uomo e dagli animali. L'allarme dopo lo scoppio di uno pneumatico che aveva danneggiato il tir e provocato la fuoriuscita. A effettuare il travaso della sostanza in un'altra autocisterna e la messa in sicurezza del mezzo, il nucleo regionale NBCR, Nucleare Biologico Chimico Radiologico di Mestre, e la squadra del distaccamento di Motta di Livenza. L'operazione è stata effettuata nell'area di servizio poco prima dell'uscita di Noventa di Piave. Sul posto anche il personale di Autovie Venete e la Polizia Stradale. Alle 22 la conclusione dell'intervento e la riapertura della 4. Avremo più tardi un collegamento con Filippo Fois da Venezia, perché c'è stata una 4ª spaccata al centro Sant'Alvise. Luigi Brugnaro ha convocato una conferenza stampa per lanciare anche, sembra, un allarme sui furti. Vedremo più avanti. Intanto il gesto di un 34enne autista della CTV che vede a bordo del suo autobus un uomo armato di un coltello e con uno stratagemma fa intervenire la polizia senza creare allarme. I complimenti del sindaco di Venezia. Vediamo. Sangue freddo, uno spiccato senso civico e una preparazione adeguata per affrontare una situazione di emergenza è il ritratto dell'autista CTV che ha consentito di fermare un passeggero salito a bordo in stato di alterazione e che aveva con sé un coltello. L'autista, quando ha visto l'uomo, di origini asiatiche, particolarmente agitato e con il coltello che spuntava sotto i vestiti, non ha perso tempo. Ha chiamato la polizia senza che il passeggero se ne accorgesse e ha concordato il da farsi. A nome di tutta la città di Venezia un grazie davvero a Giuseppe Mazzone, l'autista della CTV, che l'altro giorno assieme ai suoi colleghi della centrale operativa e della polizia sono riusciti a fermare una persona pericolosa all'interno dell'autobus. Con lucidità l'autista 34enne ha fatto partire comunque il mezzo, fermandosi poco dopo in via Torino e fingendo un guasto, comunicando ai passeggeri che sarebbe arrivato a breve un mezzo sostitutivo. Invece sono arrivate le volanti della polizia che hanno preso in consegna l'uomo accompagnandolo in questura. Il ringraziamento non è solo per questo gesto di sincero dedizione al dovere, ma quanto perché non ha girato la testa dall'altra parte. E tante persone che lavorano alla CTV, che lavorano in Veritas, che lavorano in generale, che studiano, che vivono la propria cittadinanza con partecipazione e con democrazia, ci stanno dando una mano alle istituzioni perché viviamo meglio, perché possiamo tutti vivere meglio. Il ringraziamento del sindaco Brugnaro sottolinea la capacità dell'autista di non creare allarme tra i passeggeri, che avrebbe potuto scatenare la rabbia dell'uomo, e di non girare la testa dall'altra parte, fingendo di non vedere. Ecco, ricordiamoci di questi esempi, non ci sono soltanto le persone che si comportano male, ma ci sono la moltitudine delle persone che si comportano bene e grazie a questi esempi possiamo tutti andare un po' più fieri di noi stessi. Grazie ancora.
Sempre un'attività a rischio quella degli autisti degli autobus. Vediamo un altro titolo che riguarda gli spari in classe alla professoressa di Rovigo. Genitori spaccati sulle scuse. Oggi la docente torna in televisione, ha detto che non poteva non denunciare questi ragazzi perché soltanto uno dei suoi alunni si è scusato e quindi ha ritenuto che fosse giusto sporgere querela. I genitori appunto si sono spaccati su questa vicenda. C'è stato il plauso del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che riceverà la professoressa di Rovigo nei prossimi giorni. L'emergenza a casa, una situazione molto grave nella Marca, ma non soltanto nella Marca, perché con questi chiari di luna tanti proprietari di immobili non affittano gli appartamenti e quindi c'è una riduzione del numero delle case che possono essere affittate e con i proprietari che preferiscono tenerli chiusi, e di questo ovviamente si lamenta il direttore della Caritas, Don Davide Schiavoni, in presenza anche di tanti sfratti esecutivi. Vediamo. Quello che ci preoccupa è la fatica di reperire affitti nel territorio, per cui anche con la garanzia della nostra stessa Caritas si fa fatica, ecco, a trovare questo, e sia questo una volta era maggiormente per le persone provenienti da altri paesi, oggi è anche per gli italiani. L'emergenza casa si fa sentire in tutta la sua gravità a Treviso in questo inizio di 2023, gli sfratti da una parte e la mancanza di alloggi in affitto dall'altra, anche per chi potrebbe pagare. Nel variegato panorama delle povertà vecchie e nuove, la questione casa sta diventando un vero e proprio allarme. Lo conferma la Caritas, che sottolinea come non ci sia neppure più la tutela di nuclei o genitori soli con bambini. Dove una volta teneva maggiormente la tutela anche di famiglie con i minori, oggi questa fa anche più fatica, perché poi subentrano svariate motivazioni su questo, però effettivamente l'aumento c'è. Troppe tasse, rischi, incombenze, ma anche la diffidenza tra le persone cresciuta durante la pandemia, dice Don Davide, con il risultato che i proprietari preferiscono tenere gli appartamenti chiusi. Rivolgo anche un appello perché si possa intervenire sia a livello politico e anche istituzionale per favorire e per aiutare anche le persone che possono mettere a disposizione appartamenti per la locazione, perché è una fatica che sta crescendo sempre più. Sociale pubblico e privato da una parte, comuni dall'altra. Tocca a queste realtà la prima risposta alle richieste di aiuto di chi si trova senza un tetto, e anche da Cassugana arriva un appello rivolto a Regione e Governo. La situazione è grave, non l'abbiamo mai nascosto, il Comune è in prima linea insieme a tante associazioni di volontariato, non può essere lasciato solo però. Stiamo lavorando nuovamente sulle emergenze abitative per poter dare sfogo alle quasi 200 domande che avevamo alla chiusura dell'anno 2022 che restano lì giacenti e alle nuove che arrivano, quindi siamo in continua emergenza, però è importante che vengano attivati dei nuovi strumenti a livello nazionale e regionale. È una situazione grave che noi stiamo puntellando, monitorando e su cui stiamo chiedendo aiuto. E adesso andiamo a Preganziol in collegamento in diretta con Christian Arboit, perché c'è la questione dei sindaci in rivolta sono contro la rottamazione delle cartelle. A te la linea, Chris. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo qui in Consiglio Comunale a Preganziol, c'eravamo messi all'esterno ma c'è una pioggia battente, vi volevamo mostrare anche i lavori del municipio. Qui con me il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, perché come dicevi bene si sta aprendo un nuovo fronte tra i sindaci che riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali. Sindaci, amministrazioni comunali che hanno tempo fino al 31 gennaio di dire se aderiranno o no a questa previsione, a questa norma prevista nella legge finanziaria, che consente alle amministrazioni locali quindi di scontare le sanzioni e le more sulle cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2015. Non si tratta di un annullamento tout court come tanti pensano, ma dell'annullamento per l'appunto delle spese, delle sanzioni, delle more, che comunque sono tanti
soldi, tante risorse, se pensiamo che queste vanno distribuite su 5 lustri, quindi cartelle esattoriali, mancate IMU, piuttosto che sanzioni, violazioni per il codice della strada. Pensa, direttore, che l'ANCI ha quantificato in 350 milioni di euro, ovviamente, queste sanzioni complessive. Dico bene, Sindaco, è così? Sì, sono più o meno le stime che abbiamo sentito anche noi. La possibilità che viene data dalla norma è questa. Noi passeremo in Consiglio Comunale il 26 di gennaio, prossimo venturo, e la linea che terremo è quella già presa da molti comuni che hanno la possibilità di scegliere, che è quella di non aderire alla possibilità di rottamazione. Ecco, perché non aderite a questa possibilità? Ci sono delle motivazioni economiche, politiche, entrambe? Beh, entrambe, nel senso che riteniamo anzitutto non giusto, in linea di principio, creare un regime differente rispetto a chi ha già pagato, e quindi sarebbe un'ingiustizia, insomma, creare un fronte diverso. Non abbiamo neanche un vantaggio dal punto di vista né burocratico, perché poi le posizioni rimarrebbero aperte, diminuite dal punto di vista dell'ammontare, ma aperte dal punto di vista della gestione della pratica, e poi dal punto di vista economico ha comunque un peso in termini di minore entrate, cose che non riteniamo corretto, insomma, intraprendere. Ecco, per Preganziol parliamo di quanto? Questa mattina parlavo con un suo collega, Alberto Cappelletto, sindaco di San Biagio di Callalta, parliamo di un ammontare di 120.000 euro in 15 anni, solo di interessi e di sanzioni. Per Preganziol più o meno sarà una cifra simile, visto che come popolazione siete abbastanza sulla stessa linea, insomma, tra i 15.000 e i 20.000 abitanti. Esatto, noi come popolazione siamo simili a San Biagio, 13.000 loro, 17.000 abitanti noi. Noi abbiamo fatto una stima molto spanometrica, per non dire spropositi, dico che siamo attorno a qualche decina di migliaia di euro, sicuramente, poi la natura sarebbe da appurare. Riteniamo poi che la non adesione comunque vada fatta anche per non creare un altro indice di disparità forte. Sappiamo che i comuni che sono chiamati a scegliere se rottamare o no sono quelli che hanno la riscossione tramite l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. I comuni invece che fanno la riscossione tramite un gestore privato, un soggetto privato, per convenzioni che hanno in piedi loro, a questo regime non possono decidere di aderire, quindi noi ci troviamo con dei debitori che hanno la possibilità di aderire a un sistema, nel caso appunto che il debito sia con la riscossione dell'Agenzia delle Entrate, e chi invece non ha proprio la possibilità di aderirvi nel caso in cui la riscossione sia gestita da un soggetto privato. Questo andrebbe a creare quindi ulteriori disparità di trattamento tra cittadini, questo è un altro tema. Esattamente, proprio uno dei principi, insomma, in base al quale riteniamo di dover andare avanti senza dare la possibilità di aderire alla rottamazione. Ecco, tra l'altro voi come sindaci avevate chiesto al governo, non solo per quanto concerne le cartelle esattoriali, maggiori risorse per far fronte al caro energia, al caro materiale e quant'altro, e da questo punto di vista avete ricevuto risposte, le riceverete? Allora, speriamo francamente di riceverne. In questo momento risposte non ce ne sono e la situazione è tutt'altro che rosea, per tutti gli enti. Abbiamo visto articoli e posizioni prese da tanti sindaci nei giorni seguenti, nei mesi precedenti, proprio perché la situazione dei bilanci è davvero critica. Il costo dell'energia, il costo delle materie per gli investimenti, ma è una partita diversa. La difficoltà grossa è nella spesa corrente, l'aumento dell'inflazione con tutto quello che ciò comporta nel costo dei contratti, anche lì si parla di decine di migliaia di euro. Per un comune come il nostro il buco che ci siamo trovati nel bilancio e a cui far fronte era di 700.000 euro, 400.000 euro verranno sistemati fra virgolette con dei tagli che speriamo di recuperare nel corso della competenza 23, 300.000 da risparmio energetico fra illuminazione e miglior efficientamento degli edifici. Quindi di fronte a un quadro di questo tipo anche le risorse delle cartelle esattoriali servono, insomma c'è poco da fare. Certo, tutto fa brodo, è davvero importantissimo, perché altrimenti qui le alternative sono quelle che qualcuno ha già intrapreso, o di aumentare le tasse, la pressione fiscale a livello comunale, cosa che abbiamo
abbiamo scelto di non fare, o i costi ai cittadini. L'alternativa, se non si intraprendono queste due vie, è di tagliare in servizi, manutenzioni o altro. È quello che in questo momento abbiamo deciso di fare, sperando però, come dicevo, che proprio nel 2023 le risposte dello Stato arrivino e diano ai comuni le risorse necessarie per far sì che la situazione nei confronti delle comunità non sia peggiorativa. Ecco, direttore, se sei d'accordo farei fare un'altra battuta velocissima al sindaco di Preganziol, che da qualche mese è referente di Avviso Pubblico per la Marca Trevigiana. Avviso Pubblico, associazione che si batte da sempre contro le mafie. Sono giorni ovviamente importanti dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. Sindaco, ecco, questo significa che la mafia c'è, è presente e va combattuta a tutti i livelli. Certo, quello che abbiamo visto in questi giorni è sicuramente un episodio, un importante momento da festeggiare, perché va festeggiato. Proprio ieri in provincia c'è stato un incontro molto interessante con degli approfondimenti e delle testimonianze di persone che hanno detto no alla mafia, ma che si trovano però avvinghiati in situazioni normative davvero delicate, sia in termini di tutela del loro patrimonio e della loro persona. Quindi penso che l'occasione dell'arresto di Matteo Messina Denaro sia importante per festeggiare, ma per richiamare con tanta attenzione la necessità di risposte che dobbiamo dare alle nostre comunità, perché se vogliamo pretendere che si dica di no alla mafia bisogna poi mettere in condizione anche i cittadini di avere le giuste tutele, perché altrimenti davvero ci troviamo in grande difficoltà. C'è la partita del PNRR sulla quale vigilare, insomma, per la Marca Trevigiana parliamo di quasi 700-800 milioni di euro, se non sbaglio, quindi è una cifra che fa gola. Certo, c'è il PNRR, però noi ricordiamoci che ogni anno di sola evasione fiscale nel nostro paese parliamo di 100 miliardi, 120 miliardi. Tutto quello che è illegale fa bene alle mafie e costituisce un terreno fertile per ulteriori illegalità, e ricordiamoci che le mafie attecchiscono proprio laddove ci sono questi eventi, questi fatti appunto di illegalità nelle nostre comunità. Quindi PNRR, risorse straordinarie sì, ma anche già tutto quel bacino importante di illegalità o comunque anche di legalità formale, mi riferisco per esempio al gioco d'azzardo, dove le mafie sguazzano, e quindi ricordiamoci bene, davvero i temi su cui prestare attenzione sono davvero tantissimi. Grazie Sindaco. Direttore, se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto dal Consiglio Comunale di Preganziol ti restituisco la linea. Buona giornata. Grazie. Volevo sapere dal Sindaco quali sono state le reazioni dei cittadini alla rivolta dei sindaci contro la rottamazione delle cartelle, perché ovviamente si colpisce una minoranza, un buon proposito per aiutare una maggioranza, ma certo il fatto di non poter rottamare le cartelle immagino che per molti sia stata una notizia, una cattiva notizia, e quindi vorrei sapere che reazioni avete avuto per il momento. Assolutamente. Il direttore Vascialli mi chiede se già avete avuto delle reazioni a questa vostra decisione di non rottamare le cartelle. No, allora come dicevo la decisione formale sarà presa in Consiglio Comunale giovedì 26 della prossima settimana. Non abbiamo avuto ancora nessun tipo di reazioni. Se posso cercare di fare una previsione in relazione a già dei precedenti eventi simili che avevamo avuto, quindi quando c'erano state precedentemente possibilità di rottamazione, cosa a cui non avevamo deciso di aderire neanche in passato, abbiamo visto che nessun tipo di reazione era stata portata a nostra conoscenza, quindi prevedo che non ve ne saranno, o se ve ne saranno davvero molto contenute. Ecco, quindi direttore, i cittadini di Preganziol vengono praticamente a sapere ora in questo momento che non si rottameranno le cartelle, però insomma finora hanno sempre tenuto un atteggiamento. Comunque, lei dice. La cosa che vedo è che ci siamo confrontati o comunque sentiti anche con tanti sindaci in questi giorni, abbiamo la chat come Anci Veneto, e a parte quei comuni che non possono scegliere proprio perché hanno la riscossione tramite soggetti privati, nella stragrande maggioranza, mi viene a dire quasi nella totalità degli altri comuni, abbiamo visto che c'è la volontà di non aprire questo fronte della rottamazione, quindi ho trovato un'adesione davvero trasversale, quasi unanime. Anche i sindaci di centrodestra, e questo direttore te lo posso confermare, stiamo facendo delle verifiche, ma ci sono anche delle amministrazioni di centrodestra, quindi insomma sulla carta filogovernative, che non intendono partecipare, insomma aderire, ecco il termine esatto è così, no? Corretto, esattamente, posso confermare la cosa. Grazie. Bene.
Grazie Chris, grazie al sindaco. Buon lavoro, a grazie presto. Anche a voi. Andiamo avanti con non più con i contribuenti, problemi che riguardano i contribuenti, ma i malati. C'è una decisione del garante della privacy di aprire una istruttoria sull'algoritmo che è stato realizzato dalla Regione del Veneto per gestire la priorità delle liste d'attesa sanitarie. Sono contrari i medici di medicina generale che dicono dobbiamo noi a fare le dovute valutazioni. Vediamo. Il garante per la protezione dei dati personali chiede lumi alla Regione per capire come viene gestita la priorità delle liste d'attesa. Una richiesta di informazioni per verificare la conformità alla normativa privacy della delibera regionale, in base alla quale un sistema basato sull'intelligenza artificiale suggerirebbe la classe di priorità della prestazione richiesta per il paziente, andando in pratica a scavalcare il medico di base. Qualche tempo fa l'Ordine dei Medici e la FIM regionale avevano duramente contestato questa decisione della Regione. Oggi, con questo intervento del garante della privacy, c'è un primo segnale di risposta alle loro proteste. Questo dimostra che comunque non era una segnalazione sbagliata la nostra, anche se bisogna sottolineare che l'algoritmo non decide, l'algoritmo consiglia caldamente, ma questo significa anche limitare la libertà e la capacità prescrittiva e decisionale del medico. Quindi ben venga questa azione che è nell'interesse dei cittadini, perché a nostro avviso non è con questi sistemi che si risolve il problema delle liste d'attesa. Entro 20 giorni la Regione Veneto dovrà comunicare all'autorità ogni elemento utile alla valutazione del caso, precisando in particolare se l'attribuzione della classe di priorità delle prestazioni sanitarie, urgente, breve, differita, programmata, sia realmente effettuata in forma automatizzata attraverso algoritmi. Per i medici di medicina generale, però, la riduzione dei tempi d'attesa passa da altro. Le liste d'attesa si risolvono a valle della prescrizione, aumentando l'offerta e, come prevede la legge, utilizzando anche in regime di intramenia l'attività libero professionale. Servizio di Francesco Ratai, andiamo in pubblicità, breve stacco e poi torniamo in studio con altre notizie. I nostri ospiti tra poco, Francesca Zaccariotto ed Andrea Ferrazzi. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, sono le 12:46. Saluto e ringrazio l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto. Assessore. Buongiorno direttore, grazie a lei, saluto i telescoltatori. Grazie, stiamo aspettando anche Andrea Ferrazzi, ex parlamentare del Partito Democratico. Intanto vediamo la carenza di farmaci, cittadini molto preoccupati perché mancano i farmaci stagionali e la questione è finita anche in Parlamento con un'interrogazione al Ministro della Salute. Vediamo. Abbiamo chiesto al Ministro Schillaci di rispondere rispetto alla carenza dei farmaci sia a livello nazionale che nelle nostre farmacie locali. L'SOS Farmaci arriva in Parlamento. La senatrice vicentina Daniela Sbrollini sottopone al Ministro della Salute il problema della carenza di medicinali importanti e di utilizzo quotidiano come gli antinfiammatori, i cortisonici per uso inalatorio e gli antibiotici che con l'esplosione delle influenze stagionali si trovano con più difficoltà in commercio. Alla questione posta in Parlamento risponde il Ministro per la Salute che specifica come la carenza di medicinali non sia un fenomeno nuovo.
ricorre periodicamente, tanto che l'11 gennaio del 2023 il governo, per trovare soluzioni, ha convocato il tavolo di lavoro permanente sull'approvvigionamento dei farmaci, che sarà allargato anche ai NAS e ai medici di medicina generale. Il ministro chiarisce che nell'elenco dei medicinali carenti ci sono 3.197 farmaci, ma tolti quelli che non vengono più commercializzati o che sono stati sospesi, ne restano solo 1.804 effettivamente carenti e 1.631 sono quelli difficili da reperire nell'ultimo anno. In ogni caso, quasi sempre, è possibile ricorrere ai farmaci equivalenti o, nei rari casi in cui manchino, all'importazione dall'estero o ancora alla preparazione galenica. Viceversa, conclude il ministro, la corsa all'accaparramento del farmaco da parte dei pazienti che vogliono farne scorta crea ulteriori problemi nell'approvvigionamento dei medicinali. La questione però non è l'unica che arriverà in Parlamento, ci sono altri temi in campo sanitario che meritano attenzione. Interverremo anche su altri grandi problemi che riguardano la sanità, la carenza dei medici, l'aggressione delle persone, in modo particolare delle guardie mediche, ma anche nel pronto soccorso, e quindi anche una questione di sicurezza, gli stipendi che devono essere più alti, penso soprattutto agli infermieri e agli operatori sociosanitari. Di nuovo qui in studio con Focus TG l'assessore ai lavori pubblici di Venezia Francesca Zaccariotto per Fratelli d'Italia. Assessore, clamore suscitato e il plauso anche di tutte le istituzioni per l'arresto di Matteo Messina Denaro dopo una latitanza durata 30 anni, ma anche l'allarme lanciato da tanti sindaci sui rischi che correrebbero le risorse del PNRR, cioè la mafia è sempre molto attenta al flusso di soldi che da qualsiasi parte arrivino. Qui sono previsti anche per quanto riguarda i comuni del Veneto milioni di euro. Lei crede che ci sia un rischio e che cosa si può fare secondo lei per evitare infiltrazioni dirette? Ma sicuramente credo che oggi il tema della mafia vada trattato in maniera diversa da come tradizionalmente e storicamente noi eravamo abituati, cioè una mafia che era più portata all'uccisione delle persone. Oggi invece abbiamo una mafia che si muove tra quelle che sono le procedure, tra quella che è la legalità, tra quella che è l'economia, tra quelle che sono le imprese, e quindi questo richiede dei tempi di indagine, di verifica, delle attenzioni, un rispetto della normativa, e in un momento poi come questo dove si cerca soprattutto di fare operazioni di snellimento di quelle che sono le procedure amministrative, penso anche a tutta la questione delle gare d'appalto. Il problema di un insediamento della mafia invece rischia di creare ancora di più delle lungaggini in quelle che sono queste procedure e quindi in quella che è la burocrazia. Quello che è accaduto insomma in questi giorni credo che debba portarci ad avere un atteggiamento positivo e propositivo, cioè di un'attenzione dello Stato verso la mafia che ha raggiunto questo risultato, e quindi anche dove noi non vediamo, io penso che oggi possiamo dire lo Stato c'è, no? Quindi il risultato lo può portare fuori. Ecco, è ovvio che in un momento come questo, dove le amministrazioni comunali e le istituzioni hanno l'opportunità di avere dei finanziamenti che ci potrebbero permettere di raggiungere dei risultati in termini di opere importanti per il nostro territorio, dobbiamo tenere le antenne alzate. Mi auguro che anche esca a breve quello che è il nuovo codice degli appalti, che ci aiuti ancora di più a lavorare in maniera trasparente, più breve, e a raggiungere i risultati, perché dobbiamo anche ricordarci che il PNRR
ci impone dei tempi che sono brevissimi e quindi per quelle che sono le pubblicazioni, le aggiudicazioni degli appalti e poi anche l'esecuzione delle opere in media verso il 2026. E quindi noi se vogliamo avere un'amministrazione attiva, efficiente, dobbiamo anche metterla nelle condizioni di operare con serenità, perché non dobbiamo trascurare il fatto che la responsabilità poi che pagano i funzionari di fronte a procedimenti che potrebbero poi essere non corretti è molto alta, e quindi io credo che oggi queste garanzie possano essere date solo da una norma chiara, precisa, che nel farci raggiungere l'obiettivo ci tuteli anche da questo tipo di pericoli. Dopo il tema della mafia non può essere affrontato dalla singola istituzione, non può essere affrontato solo dallo Stato, ma deve essere affrontato da una sinergia fra più soggetti, e quindi penso ad esempio a tutto il ruolo che possono avere le associazioni di impresa, l'ANCI, quindi tutti questi soggetti che non solo nel vigilare ma anche nel fare proposte possono aiutarci a non far venir meno il risultato, che è quello ad esempio del PNR, o quantomeno di comprometterlo per questo tipo di rischi. Allora andiamo a Venezia da Filippo Fois e passiamo dalla malavita organizzata, passiamo alla piccola criminalità. C'è stata la quarta spaccata a Venezia al centro sportivo Sant'Alvise. Filippo Fois. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo in compagnia con Sara Wiesman, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, che è il consigliere poi che ha portato anche all'attenzione del Consiglio Comunale di Venezia quello che accade alle nostre spalle. Il complesso Costantino Reyer, che si trova di fianco al Parco della Groggia, siamo a Cannareggio a Venezia, è stato colpito diverse volte da spaccate, l'ultima in ordine di tempo addirittura questa notte. Lei quando è che ha presentato un'interpellanza, credo era Era una mozione collegata al bilancio, dove appunto si chiedeva, visto che il documento unico di programmazione dava la facoltà all'amministrazione di riguardare tutti quegli ambiti di parchi dove c'erano delle criticità, io avevo fatto presente proprio delle spaccate avvenute qui. Erano già avvenute più spaccate e invece mi è stata bocciata la mozione dicendo che qui non c'era poi tutta questa urgenza e era tutto sotto controllo. In realtà dopo quella mozione ci sono state altre 2 spaccate. Ecco, l'ultima stanotte, oramai diciamo stiamo parlando di microcriminalità davvero, perché ad essere prese di mira sono le macchinette del caffè, delle merendine, che oramai non vengono neanche più riparate, perché oramai si sa che purtroppo c'è il rischio veramente forte che qualcuno entri dentro. Infatti poi i danni che subisce questo complesso in realtà sono le porte antipanico che vengono rotte puntualmente, dobbiamo ripristinarle e sono soldi pubblici, il complesso è del comune e sono soldi pubblici che vanno via così. Tra l'altro soldi pubblici e poi ci sono anche i soldi dei privati, c'è un allarme spaccate per cui questa mattina alle 13:30 il sindaco Luigi Brugnaro ha convocato una conferenza stampa a Ca' Farsetti. Noi tra poco ci trasferiremo proprio per seguirle, nel caso vi chiederemo nuovamente la linea per darvi tutte le novità, perché le spaccate sono in tutto il comune. Ce n'è stata, e lo vedrete nel telegiornale di questa sera, una a Marghera proprio nella piazza del municipio. Recentemente abbiamo sentito dei negozianti e degli esercenti che lamentavano poi la difficoltà proprio per quello che riguarda le spese più che il bottino, cioè il fatto che le compagnie di assicurazione per esempio continuino ad alzare la polizza fino addirittura a un certo punto a rifiutarla perché il rischio è troppo alto. Qui invece stiamo parlando di strutture pubbliche. Che cosa si potrebbe fare per difendere quest'area? Beh, una delle proposte era quella di aggiungere delle telecamere, però qui sembra non ci sia questa volontà, però siccome c'è la mura alta e però dove è facile salire, magari con altri espedienti tipo un filo spinato o qualcosa di questo tipo, forse questo potrebbe essere un deterrente proprio per quella microcriminalità.
anche perché insomma chi viene qui e tra l'altro ancora non ha capito che non ci trova più niente e va in cerca di un bottino di poche decine di euro, alla fine questo insomma traccia, diciamo, un certo identikit del tipo di malavita. Direttore, se non ci sono domande io ti restituirei la linea per richiedertela eventualmente più tardi da Caffè Arsetti. Filippo, cosa prevedi che possa dire il sindaco Brugnaro su furti e quant'altro? Perché c'è una recrudescenza dei reati contro il patrimonio e le persone anche a Venezia. Che notizie hai avuto su questo? Ha detto già qualcosa, ha dato anticipazioni? Anticipazioni non ce ne sono state, ci sono stati degli arresti, ce ne sono stati anche a San Donato, perché bisogna dire la verità, è un po' tutta la provincia che viene colpita da questo fenomeno, anche se Venezia e il suo entroterra sono in prima linea. Ci sono stati degli arresti e probabilmente si parlerà anche di questo, però poi non saprei dire, anche perché comunque nonostante questi arresti le spaccate sono continuate qui come a Marghera, per cui l'allarme rimane molto alto, e a questo punto è un allarme di ordine sociale, mi vorrebbe dire, più che di repressione dei reati, oltre che di repressione dei reati. Ecco. Grazie a te e alla tua ospite. Andiamo avanti, tra poco torniamo con l'assessore Francesca Zaccariotto, con il senatore Andrea Ferrazzi c'è stato un disguido, quindi lo avremo probabilmente domani. Andiamo in pubblicità, in regia Andrea Bassi, i nostri tecnici, e torniamo tra pochissimo, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG e con l'assessore Francesca Zaccariotto, assessore ai lavori pubblici di Venezia. Assessore, c'è anche un grande dibattito non soltanto sui rischi che ci siano infiltrazioni della mafia con le risorse del PNRR, ma anche sulle intercettazioni, no? Poco fa il ministro Nordio ha chiarito la sua posizione, ha ribadito che devono essere utilizzate, non ci sarà nessuna riforma, ha detto, sulle intercettazioni contro mafia e terrorismo, però molti chiedono anche che non vengano sottratte alle indagini su reati cosiddetti minori, ma insomma la corruzione non è un reato minore. E si è ovviamente ribadito, e questo lo dicono tutti, che bisogna evitare l'abuso delle intercettazioni, soprattutto nella pubblicazione di dichiarazioni non penalmente rilevanti sui giornali, no? Cosa ne pensa? Mi trova assolutamente d'accordo, nel senso che anche quando insomma, è stato parlato con Nordio era il primo che evidenziava lo scorretto utilizzo delle intercettazioni, e noi sappiamo bene che molte volte appare nei giornali, prima ancora che la persona direttamente interessata lo sappia, quello che è il risultato di queste intercettazioni. Ricordo anche, ma questo perché lo ho vissuto in prima persona, che molte volte vengono riportate parti molto ma molto ridotte di una conversazione che è molto più complessa, e quindi questo tende anche a modificare, no, quello che è il contenuto stesso di quella telefonata che il soggetto aveva fatto. Ecco, io credo che la posizione di Nordio sia una posizione giusta. Lui ha sempre sostenuto che le intercettazioni per reati minori, se pensiamo all'elevato costo che hanno, non devono più essere fatte, e che comunque queste non devono assolutamente essere utilizzate per fini diversi a danno della persona che è indagata. Ricordo che l'essere indagati non significa comunque essere condannati, e che quindi quando si è in una fase di indagine meno che meno queste intercettazioni dovrebbero uscire ed essere utilizzate. Rispetto al fatto legato alla mafia, mi pare che l'abbia ben precisato il ministro Nordio, che nelle sue riflessioni e delle intercettazioni mai ha sostenuto, insomma, che queste potessero essere tolte per reati importanti e pesanti, quali appunto quello della mafia, dove lui ne evidenzia l'assoluta utilità per tutti i contenuti, insomma, che sono stati sentiti, rilevati e utili
ai fini non solo dell'indagine ma anche dei risultati che abbiamo visto essere stati raggiunti. Ovviamente i magistrati e gli inquirenti, le forze dell'ordine vogliono che le intercettazioni possano essere utilizzate su più fronti. Sentiamo cosa ha detto poco fa un pubblico ministero ardituro, vediamo. Non toccheremo le intercettazioni per mafia, per terrorismo, però vuole limitare l'abuso dei reati minori. Non è chiaro se a questi ci siano quelli di corruzione contro la pubblica amministrazione, tutti i reati spia, qual è il suo giudizio? Il dibattito sulle intercettazioni ormai dura da 30 anni, da 20 anni, c'è sempre da mettere mano a questo strumento, ma è chiaro a tutti che è uno strumento assolutamente indispensabile per le indagini. Non è possibile scindere i reati di mafia e di terrorismo da altri importantissimi reati di criminalità economica, reati di corruzione, che sono oggi il target significativo e caratterizzante per esempio l'attività delle mafie. Quindi è evidente che il governo e il Parlamento faranno le scelte dovute, ma l'auspicio è che si tenga conto delle caratteristiche del fenomeno mafioso di questi ultimi 10 anni, 20 anni, che naturalmente impongono particolare prudenza nel limitare questo strumento. Diverso è ogni tipo di attenzione, di prudenza e anche di indicazione normativa che possa essere predisposta a tutela della riservatezza e della corretta gestione dei dati acquisiti durante le intercettazioni, ma su questo una recentissima riforma entrata in vigore il 1° settembre del 2020 già dà dei segnali molto positivi. Tradotto, il rischio è se si restringesse l'ambito di applicazione delle intercettazioni per reati di corruzione contro la pubblica amministrazione, a farne le spese sarebbero le stesse inchieste per mafia. Assolutamente sì, ma è un dato comune di esperienza ormai di tutti i giorni, quindi credo che il Parlamento saprà tenere conto di questo significativo ed importante dato caratterizzante delle investigazioni nel settore della criminalità organizzata. Oggi le mafie sono soprattutto corruzione, sono soprattutto infiltrazione nel mercato, quindi le intercettazioni servono soprattutto, forse ancora di più in questi ambiti, perché poi tra l'altro sono ambiti caratterizzati da una profonda omertà, dove è difficile svolgere investigazioni senza questi strumenti. Sì, Assessore. Direttore, io so solo questo, che io mi sono difesa per quasi 7 anni dall'abuso d'ufficio. E insomma anche questo è un tema che è particolarmente discusso. È stata una vicenda molto dolorosa, ecco, no? Ecco, esattamente. E per fortuna insomma è finita bene per il coraggio che ho avuto anche di affrontare non solo l'indagine ma anche il processo. E, ecco, io ho avuto centinaia di intercettazioni e mi difendevo da un abuso d'ufficio dove il costo dell'amministrazione erano 1.300 euro. Ecco, questo quindi non dico per sentito dire, ma per fatti che direttamente ho vissuto. Quindi credo che cominciare e centinaia di intercettazioni significano uomini che devono rimanere per tempo continuo ad ascoltare e che poi ho anche vissuto l'uso che ne è stato fatto di queste intercettazioni, dove comunque io mi sono trovata che venivano riportate delle piccole frasi di una conversazione. Ne ricordo uno in particolare con la mia dirigente, dove io le dissi in questa telefonata: mi dispiace che lei sia stata indagata, dissi male non fare, paura non avere, stia tranquilla, e l'interpretazione che fu data è che siccome io supponevo che potevo essere intercettata non parlai con la mia dirigente per paura che, ecco, questo per dirle, ha capito, oppure delle piccole parole che poi non legate al resto della conversazione venivano chiaramente dai PM utilizzate per altri fini. Ecco, quindi dico, io non credo che nell'esempio dell'abuso d'ufficio si possa parlare, ha capito, di un reato grave come corruzione, come mafia, così pure avevo il falso ideologico. Ecco, quindi dico, oggi queste vengono richieste e utilizzate senza assolutamente alcun filtro. Questa è la realtà e tutto questo ha dei costi. Per 1.300 euro, per insomma, 1.300 e infatti Nordio starà
sta per intervenire sull'abuso, proprio sull'abuso d'ufficio, quindi, proprio perché altrimenti i sindaci hanno le mani... le mani. Ecco, al di là appunto del reato dell'abuso, ripeto, voglio legare questo reato oggi discusso al fatto che comunque, capito, l'indagine si è svolta con l'utilizzo di centinaia di intercettazioni che chiaramente sono state fatte a me come sono state fatte anche agli altri soggetti che erano indagati. Quindi se lei mette tutti questi costi e il risultato prodotto, io credo che delle serie riflessioni su una selezione di reati gravi dove andare ad utilizzarli sia doveroso. E proprio stamattina il ministro Nordio alla Camera ha ricordato l'intercettazione ai danni del presidente Luca Zaia che parlando con un suo dirigente si era espresso in maniera molto aggressiva nei confronti del professor Andrea Crisanti, ma si trattava di un confronto e di un'inchiesta sui tamponi. Il ministro stamattina ha proprio condannato questa pubblicazione e ci sono stati applausi in tutte le aule, nell'aula di Montecitorio e un conto, Assessore, è un'inchiesta sull'ex europarlamentare che si porta via 800.000 euro e chissà cos'altro ha fatto insieme ad altri indagati che potrebbero avere anche accumulato soldi in conti all'estero, perché una vicenda, quella del Qatargate, spaventosamente grave e che lede l'immagine del nostro paese. Le intercettazioni ci mancherebbe altro, ma andare a fare intercettazioni su litigate al telefono è veramente eccessivo e noi ne sappiamo qualcosa con la questione del nostro proprietario di Media Nord-Est, l'ingegnere Giovanni Giannakopoulos, intercettato e subito screditato per una vicenda che poi è risultata completamente infondata. Non c'erano minacce, non c'era diffamazione, per cui davvero, come abbiamo detto altre volte, fango nel ventilatore a più non posso. Andiamo in pubblicità, Andrea, se l'abbiamo, sì, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui in studio con Francesca Zaccariotto e abbiamo anche un collegamento da Bassano del Grappa con Ferdinando Garavello. A tra poco. Di nuovo con Focus TG, tra poco ci collegheremo con Ferdinando Garavello, responsabile della nostra redazione bassanese, lui di problemi legati al rapporto tra Giovanni Giannakopoulos e il direttore generale di ULSS 7 Carlo Bramezza ne sa parecchio perché Garavello è stato l'autore di tantissimi servizi dei nostri telegiornali proprio sui disservizi, sui ritardi, sulle lamentele da parte dei pazienti riguardanti il San Bassiano. Però prima sentiamo la famosa intercettazione del presidente Zaia che Report ha subito riportato. Vediamo. Preoccupava molto il presidente Zaia che viene intercettato nel procedimento che riguarda Rigoli. In queste intercettazioni che Report dimostra in esclusiva, Zaia è nervoso perché con la procura di mezzo hanno scritto che muore la gente per i tamponi e vorrebbe che si cambiassero le conclusioni dello studio di Crisanti e dice: dopo che l'hanno cambiata, io dopo li denuncio perché è la prova provata che hanno tentato di fregarmi. Il magistrato, nelle intenzioni di Zaia, avrebbe dovuto valutare se nell'intervista che ci aveva rilasciato Crisanti ci fossero estremi per la diffamazione. Quello che Zaia però non aveva calcolato è che l'esposto contro uno scienziato avrebbe scatenato la reazione del Senato accademico dell'Università di Padova, che aveva preparato una mozione sulla libertà della ricerca e sulla libertà di espressione del professor Crisanti. Per disinnescare la protesta degli scienziati, Azienda Zero scrive una lettera all'università dove si sottolinea che nessuna denuncia contro Crisanti era stata presentata, una lettera che fa infuriare Luca Zaia. Zaia che usa parole di fuoco contro Crisanti. È un anno che prendiamo la mira a questo. Sono qua a rompermi i coglioni da 16 mesi. Stiamo per portarlo allo schianto.
Adesso questo qua fa il salvatore della patria e io faccio la parte del monaco attivo. E questa era l'intercettazione pubblicata da Report su Rai 3, il giornalista Danilo Procaccianti, con tutte poi le conseguenze del caso. Ferdinando, buongiorno, ti vedo collegato dalla redazione di Bassano del GRAP. Poi parliamo della vicenda dei genitori di Ettore, perché ci sono delle novità, ma siccome l'argomento oggi, dopo l'intervento di Carlo Nordio, è quello delle intercettazioni, noi siamo stati intercettati, ma alla fine di tutta la vicenda che aveva portato all'interdizione ai danni del nostro dell'ingegner Giovanni Iannacopoulos, proprietario di Media Nord-Est, si è risolta in nulla, perché le accuse erano infondate, e soprattutto le accuse di minacce nei confronti dell'Ul7 erano infondate, e soprattutto, per quanto ci riguarda, l'avvocato Maurizio Panitz ha stabilito attraverso il suo lavoro e quindi con la sentenza del riesame, che nei nostri servizi, e cioè nei tuoi servizi, in particolare in quelli di Alex Giuliano e dei nostri giornalisti, non c'era traccia di diffamazione. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Insomma, quando è arrivata la sentenza per noi è stata una conferma di quello che sapevamo già. Adesso non vogliamo cantare vittoria o dire cose troppo forti, però il nostro lavoro l'abbiamo sempre fatto con la massima attenzione e, come ha detto l'avvocato Panitz, ospite nella sua trasmissione Focus, il diritto di informare diventa a un certo punto dovere di informare la popolazione di quello che sta succedendo. Ce lo chiedono i cittadini, continuano ad arrivare segnalazioni, quasi ogni sera abbiamo nel telegiornale segnalazioni, persone che ci mettono la faccia, ci mettono la voce, ci fanno vedere le loro carte e che confermano ancora una volta quelle che sono le lamentele verso la disorganizzazione all'interno dell'Ul7. Non stiamo parlando di casi eclatanti di malasanità di cui abbiamo sentito parlare magari nel corso degli anni in altre parti d'Italia, ma sono persone anziane che non riescono a capire perché non possono avere una visita dove vogliono loro e magari in tempi accettabili. Sono persone che dicono, ce n'è arrivata una anche nelle scorse ore, una persona che dice: ho fatto un'operazione fuori dal Veneto, adesso io sono di Bassano, devo fare la riabilitazione, mi mandano ad Asiago a fare la riabilitazione, ma io non posso guidare perché ho un ginocchio fuori uso. Perché mi devono mettere in queste condizioni? Tantissimi che dicono io a questo punto vado nel privato, e il corollario è che qualcuno non ha i soldi per andare nel privato, quindi persone che ci dicono: io devo decidere se pagare le bollette o pagarmi una visita per averla in tempi accettabili. Tutto questo non si è mai fermato, quindi il problema c'è ancora, noi continuiamo a raccontarlo, forti anche di quello che è stato ribadito in quella sentenza, ovvero il diritto all'informazione e il dovere soprattutto di informare i cittadini quando qualcosa come la sanità non funziona come dovrebbe. Cosa che meritatamente continuate a fare, quello di fare il vostro mestiere, che è quello di scavare, di trovare le notizie, di fare le inchieste, e tra queste c'è senz'altro la vicenda dei genitori di Ettore. Vediamo il servizio che abbiamo dato nei nostri telegiornali, dove si vede proprio ancora la rabbia dei genitori di Ettore, che chiedono per questo bambino affetto da una malattia rara un'assistenza speciale che finora non è stata concessa. Vediamo. Non sono bastati gli appelli della famiglia di Ettore, il bimbo di Rossano affetto da una patologia che impone la presenza di personale appositamente formato e preparato per le sue ore di lezione. Prima l'assistenza era stata tolta da chi organizza questo servizio nell'Ul7 Pedemontana in occasione della festa di San Bassiano, poi, in seguito a una prima diffida della famiglia, l'azienda ha ripristinato una copertura, ma solo con un'infermiera per così dire generica e per la merenda.
I genitori avevano chiesto a gran voce che l'ULSS riportasse il solito operatore e, non ricevendo alcuna risposta, sono andati per vie legali. Ecco cosa si legge nella diffida inviata all'azienda diretta da Carlo Bramezza, alla scuola e al comune dall'avvocato Laura Andrau, che tutela la famiglia in questa battaglia. Ancora una volta i genitori devono constatare come l'area sanitaria non abbia chiaro e a cuore le fragilità di Ettore. Da tempo, infatti, mamma Elisa e papà Riccardo sottolineano come sia fondamentale che Ettore sia seguito da personale appositamente formato e con il quale abbia familiarità. Manovre condotte in modo diverso dal solito o anche solo un approccio differente da quanto è abituato a vivere il piccolo potrebbero causare traumi molto gravi per lui. Questo l'hanno già detto entrambi i genitori ai nostri microfoni quando hanno ribadito che la soluzione dell'ULSS 7 non era per loro percorribile. Per le peculiarità del minore risulta impossibile ed inadeguato affiancare una nuova figura che ad oggi potrebbe arrecare l'ennesimo danno esistenziale al piccolo e alla famiglia, continua infatti la diffida, fra le cui righe si legge chiaramente come ogni altra soluzione rispetto alla consueta assistenza con il medesimo personale verrebbe vista come un duro colpo per il diritto allo studio e all'inclusione di Ettore, con tutte le conseguenze del caso. Ma Elisa e Riccardo sono decisi ad andare fino in fondo e domani vedremo come andrà a finire questo braccio di ferro. Ecco, Ferdinando, ci sono altre novità di oggi riguardo a questo scontro tra due genitori e l'ULSS 7? Abbiamo chiesto ulteriori informazioni, abbiamo raccolto tutte le novità da parte della famiglia, da parte anche dell'avvocato della famiglia, e questa mattina è arrivata l'infermiera, per così dire generica, passateci il termine, che era stata concessa dall'ULSS 7. Una breve premessa: l'infermiera non ha alcuna responsabilità in questo caso e i genitori ci dicono che si è approcciata alla situazione con la massima sensibilità, quindi un'operatrice impeccabile sotto ogni punto di vista, come spesso succede in questi casi. Insomma, non sono i medici, non sono i sanitari, non sono gli infermieri nel mirino delle persone, delle lamentele, è l'organizzazione. E l'organizzazione questa volta ha mandato una persona che non conosceva il caso. I genitori ci dicono che l'ULSS non ha accettato le loro richieste, non ha neppure risposto alla diffida che era stata inviata dal loro legale, quindi stanno decidendo come muoversi. Poi questa mattina tutto si è svolto normalmente perché la mamma, che è venuta anche ospite a Focus nella trasmissione, e ha detto che prima o poi le toccherà licenziarsi per poter seguire il figlio, perché le ore concesse non sono sufficienti per avere un operatore che copra tutto. Quindi oggi Ettore è rimasto praticamente scoperto e questo causerà, come hanno detto i genitori, sicuramente delle ripercussioni in questo bambino che è fragile, ha delle necessità, ha delle esigenze, ma anche dei diritti. Lo ribadisce la doppia diffida dell'avvocato: ha il diritto allo studio e il diritto all'inclusione. I genitori ritengono che con queste scelte da parte dei vertici organizzativi dell'ULSS 7 Pedemontana questi diritti non vengano rispettati. Ne parliamo ovviamente nel TG Bassano. Bene, grazie molte Ferdinando Garavello, responsabile della nostra redazione bassanese. A presto, buon lavoro Ferdinando, grazie. Grazie a lei direttore, arrivederci. Allora, siamo quasi in chiusura, però ci tenevo a sentire di nuovo l'assessore Zaccariotto su quello che è stato un calvario, proprio le intercettazioni, centinaia di intercettazioni per una vicenda di 1.300 euro con l'accusa, cioè, di un presunto abuso d'ufficio. Assessore, cos'altro era successo in quella... Ma sempre, allora, considerato che mi difendevo da questo abuso d'ufficio perché avevo
in qualche maniera influenzato la dirigente nel far fare questa attività socialmente utile a questo soggetto, il movente che era stato individuato era che comunque questo soggetto che spacciava sostanze stupefacenti, io l'avevo spinto a fare queste attività perché lui era il mio fornitore di droga. Ma roba ecco. da male. E questo anche alla luce del fatto che in telefonate che erano per l'appunto state intercettate, quando fu detto a questa persona ma cosa hai fatto tu al sindaco Zaccariotto, questo nella telefonata si sente che fa il gesto di con il naso, no, come si fa quando... Da cocainomane. Esatto, da cocainomane. E quindi faceva intendere che il rapporto tra me e lui si basava su questo tipo di... Ecco, questo per capire l'uso delle intercettazioni. Come sempre in una telefonata, lui anziché chiamarmi per il nome, per il cognome o come sindaco, mi chiamò con un soprannome che era Checca, e quindi allora il magistrato ritenne che questo era un nome confidenziale, frutto di un rapporto molto personale tra me e questo soggetto che io assolutamente avevo conosciuto solo nelle stanze, insomma, del municipio. Quindi poi titoloni, ecco, e quando lei è quindi stata poi assolta, titoloni, non solo, pensi pure che io mi sottoposi a tutta una serie di procedure per dimostrare che non avevo mai fatto uso di sostanze stupefacenti e così via, ma questo semplicemente prendendo, hai capito, una parte di questa telefonata tra questa persona indagata ed un altro spacciatore. Ecco, quindi immagini questo cosa può significare, non solo, voglio dire, per quella che era la mia figura di sindaco, ma anche per me come persona e per la mia famiglia, e per difendersi anche da una calunnia di questo genere. Sono stati impiegati 7 anni. Ecco, 7 Assessore, anni. una solidarietà tardiva che forse l'avevo già dimostrato, però è la prova di quanto si possa finire nel tritacarne e vedersi rovinata la reputazione per 7 anni, perché poi tutti credono a quello che i giornali subito scrivono, ed è una vergogna che si possano utilizzare parti di una telefonata tra due persone a danno di un'altra che non c'entra niente. Quindi davvero mi spiace e sono contento che ne sia uscita. Pensi se qualcuno oggi per telefono mi dice ciao che metto subito giù il telefono perché non vorrei mai rivivere una simile situazione. E questo, Assessore, fa anche riflettere sul fatto che a lei poi alla fine è andata bene, nel senso che è stata riconosciuta assolutamente estranea alla vicenda, ma pensiamo a quanti cittadini possono, magari assistiti male da avvocati d'ufficio, possano finire distrutti da una vicenda di questo genere. Ma pensi anche come usiamo di fronte al tema della giustizia, ai costi, perché il tema della giustizia è strettamente legato al fatto che non ci sono risorse sufficienti per il personale, per le sedie, e poi vengono utilizzati invece dei soldi per, voglio dire, in maniera sbagliata, impropria, quindi credo che veramente bisogna cominciare dalla base ad affrontare i veri problemi. Assessore, grazie molte per essere stata con noi questa mattina a Focus TG. L'appuntamento è ovviamente domani sempre a mezzogiorno su Rete Veneta. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, grazie.